Per una volta, anzi per l'ultima volta, il risultato del campo non conta come quello che accade dopo. Un grande abbraccio biancazzurro, una festa per ringraziare i tifosi e tutti i protagonisti di una favola scritta sull'erba verde del fair play che ha saputo emozionare gli sportivi di tutto il Veneto. Il Cartigliano chiude la stagione pareggiando 1-1 contro il Tor Viscosa, ma nei pensieri di tutti c'è il futuro prossimo che si chiama Bassano, Fusione. Sì, si chiude un cammino e si apre una nuova opportunità per tutti. Sicuramente la società vuole fare un passo in avanti e insomma, parleremo con la società, ci spiegheranno il progetto. Penso che quello che hanno fatto questi ragazzi qua in 5 anni sia storia e quindi bravi ragazzi a fare un pezzo di storia del Cartigliano. A questa favola mancava solo il classico finale con "e vissero felici e contenti", proprio come durante il terzo tempo a fine partita. Poi, per scrivere un nuovo capitolo, ci sarà spazio, cambiando l'inchiostro biancazzurro e usando quello giallo-rosso. A proposito di giallorossi, lo Schio sotto la pioggia del De Rigo saluta i tifosi e le famiglie con i bambini del settore giovanile. Anche qui la favola continua, senza cambiamenti, ma con la passione di sempre.